Benvenuti, amati tifosi del Napoli. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Grazie. Nel corso della trasmissione Campania Sport su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello, nel suo editoriale, ha commentato duramente gli errori arbitrali nella partita Atalanta-Napoli. Manna parla a nome di Conte. Conte ha fatto bene a non fare conferenze stampa. Il Napoli ha scelto la linea giusta perché ho l'impressione che sarebbero stati squalificati per 3 anni. Condivido pienamente le parole di Manna. Basta. Basta non solo per il Napoli, ma per tutti. Bisogna porre fine a questo spreco con provvedimenti seri e immediati. Quello che è successo oggi a Bergamo è un assoluto punto di non ritorno. Le regole sono state calpestate in ogni modo e ovunque. È come se Chiffi e Aureliano, metaforicamente, avessero preso, calpestato e mangiato le regole. Il Napoli ha giocato un calcio eccellente per oltre 50 minuti con il giovane trio Vergara, il superbo Santos e Højlund. Il Napoli ha creato diverse occasioni da gol, ha segnato e ha meritato il raddoppio. Anzi, al 45° minuto del primo tempo, la partita poteva essere finita. È stata vinta perché avevano un rigore a loro favore, annullato dal VAR. All'inizio del secondo tempo, Højlund è stato sostituito da Jen, Gutiérrez ha segnato e l'arbitro ha annullato il gol per un presunto fallo di Højlund. E questa volta il VAR non è intervenuto. Con il pericolo scongiurato, l'Atalanta ha potuto far giocare giocatori a riposo, mentre il Napoli non ne aveva. Il Napoli aveva solo 4 titolari, ma ha letteralmente minato la difesa dell'Atalanta. Ma cosa è successo? Højlund ha subito fallo per il rigore senza che Jen toccasse palla, in uno scontro fisico tra i due. La telecamera dell'arbitro ha subito mostrato che Chiffi era nelle vicinanze e ha indicato chiaramente il rigore. Aureliano era al VAR e anche Di Paolo. Sono intervenuti e hanno mandato Chiffi al monitor. Sapete già che quando un arbitro consulta il VAR, cambia la sua decisione nel 99,9% dei casi. Questo è un dato di fatto. Ma non ne parleremo qui. Non voglio discutere se fosse rigore o meno. Secondo me lo era, ma la mia opinione non conta, e non mi interessa quella di nessun altro. C'è un arbitro che ha preso una decisione in campo, lì in piedi, decidendo l'intensità del contatto. Ci irritate così da anni, facendoci ingoiare limoni ogni giorno, dicendo che non avrebbe dovuto arbitrare il replay. E avete anche infranto le regole distorcendole. Nel vostro primo anno, nel 2018, il regolamento diceva errore palese, ma voi avete detto che il VAR avrebbe dovuto intervenire meno, scrivendo errore palese ed evidente. E Marelli ci ha detto per mesi che poteva essere fallo o meno, ma il VAR non poteva intervenire perché l'intensità la decide l'arbitro in campo. È un errore palese ed evidente? Lo sarebbe se Højlund avesse simulato, poi voi rivedeste l'azione e poi ammoniste Højlund per simulazione. Altrimenti, è un'azione che l'arbitro ha considerato fallo e il VAR non ha il diritto di intervenire. Hai distorto le regole. Se non ammonisci Højlund, ti contraddici, perché significa che non si è tuffato, e Højlund non si è tuffato. La squadra ha mostrato grinta e coraggio fino alla fine. Qual è il tuo giudizio sul pareggio? Diciamo che giochiamo contro una grande squadra che lotterà al nostro fianco per cercare di assicurarsi il miglior posto possibile in Europa, che sia Champions League, Europa League o Conference League. La Roma è in quella competizione, proprio come noi. Ho detto ai ragazzi che mancano 13 partite e che sarà molto difficile perché dobbiamo definire il nostro futuro per l'anno prossimo. E tutto dipenderà da quelle 13 partite per determinare in che tipo di torneo giocheremo l'anno prossimo. Quello che posso dire di questi ragazzi è molto poco. Sono stato molto contento dei tifosi, degli striscioni che hanno fatto sugli spalti. È stato davvero meraviglioso perché queste non sono cose che possiamo dare per scontate. Perché quando queste cose sono naturali e vengono direttamente dai tifosi sugli spalti, significa che apprezzano il fatto che riconoscano che i giocatori stanno sudando per la maglia e onorando la maglia del Napoli. Questo dovrebbe darci ancora più slancio per le difficoltà che stiamo affrontando e per quelle che incontreremo, perché sappiamo che i tifosi sono con noi. Stanno vivendo le difficoltà con noi, ma stanno anche vivendo le emozioni, che considero importante. Perché oggi, rimontando da uno svantaggio di 2 gol, e cercare di vincere fino alla fine, rischiando la vittoria, a mio parere, in base ai punti, abbiamo meritato di battere la Roma, dovrebbe ispirare orgoglio.
Dovrebbe anche ispirare la consapevolezza che, nonostante tutto, non molleremo fino alla fine, non molleremo a nulla. Qual è la tua opinione? Napolista? Pensi che abbiamo fatto un torto contro l'Atalanta? O no? Lascia un tuo commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!